Preside, un'interessante iniziativa oggi all'Anna Frank con questa giornata dedicata all'albero di Falcone e piantumerete anche una talea del famoso ceppo. Sì, abbiamo voluto aderire alla proposta dei Carabinieri proprio perché in questa scuola ci occupiamo di questi temi da diversi anni. Noi coltiviamo il senso della memoria a partire dalla vicenda di Anna Frank, ma coltiviamo il senso della memoria per tutte le questioni che attengono all'educazione civica, all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Siamo stati a Palermo il 23 maggio scorso, questo filo che non si spezza lo riannodiamo anche oggi nel corso di questa manifestazione a 6 mesi esatti dalla presenza a Palermo e vogliamo lasciare un segno, un simbolo tangibile all'interno della scuola con la talea di Falcone che sia un ricordo attivo per tutti i nostri studenti, quelli di oggi e quelli di domani. Credo che costruire il futuro significhi impegnarci seriamente nel presente e lo sforzo che cerchiamo di fare è questo. Un'interessante iniziativa all'Istituto Anna Frank, oggi qui ad Agrigento, Sindaco, oggi si pianta un albero per il futuro. Sì, oggi ci troviamo qui all'Istituto Anna Frank e ringrazio il dirigente, il dottore Russo, per aver avuto questa brillante idea. Ringrazio anche l'Arma dei Carabinieri nella persona del colonnello Vincenzo Castronovo perché ha portato e sta donando proprio all'istituto una talea dell'albero di Falcone. È un simbolo sì, però è importante per inculcare ai nostri giovani il senso della legalità e il rispetto ambientale. Oggi una bella giornata qui all'Anna Frank, lei ha voluto dare la sua testimonianza per piantumare la talea dell'albero di Falcone. Ecco, momenti come questi sono importanti anche per dare un segnale di speranza e di futuro ai tanti ragazzi che sono presenti oggi qui alla scuola. Sì, l'iniziativa intrapresa dall'istituzione scolastica che oggi mi ospita è un'iniziativa altamente significativa e di alto valore simbolico a chiusura della celebrazione del trentennale delle stragi di Capaci di Via D'Amelio. Io auspico che questa iniziativa possa fungere da segnale per ricordare ai ragazzi che tutti i giorni frequentano questo istituto che il sacrificio di due persone che hanno svolto un mestiere non sia passato vano e che gli stessi ragazzi si devono ricordare quotidianamente che il rispetto delle regole, l'esercizio della giustizia dipende principalmente dai loro comportamenti e quindi che questo sia un monito per gli stessi affinché rispettino le regole di una società civile. Il gesto è chiaramente carico di significato perché non viene messo a dimora il 23 maggio ma a distanza di qualche mese, quindi il 23 novembre, a significare una sensibilità degli istituti agrigentini, a significare anche una forte sensibilità della popolazione scolastica sul tema della legalità e dunque oggi assume, se vogliamo, un significato ancora più forte perché lontano dai riflettori e lontano dalla data indicata come quella della strage di Falcone continua questo percorso di legalità.